Siamo arrivati al giro di boa, è ancora un traguardo intermedio, ma non è possibile sbagliarlo, anche perché in palio ci sono punti pesanti in chiave playoff e magari qualcosa in più. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammuca, ben trovati al Pala Grimaudo di Alcamo, di fronte Bonifato Alcamo Futsal e Athletic Club Palermo. Sì, nell'ultima gara persa proprio contro i rivali cittadini. Giuliano prova a ripartire, 2 contro 2, rimonta Butera, Giuliano salta, un avversario, incrocia. Conclusione, mancina fuori, Imperato raddoppiato, porta a spasso un paio di avversari per la palla per Di Gaetano che va al tiro! Di Gaetano la toglie dall'incrocio dei pali, porta in vantaggio il Bonifato, grande conclusione da parte di Di Gaetano che dunque sblocca il match. È Athletic che si ritrova ad inseguire. Tuvè, anticipato ancora da Di Gaetano, attenzione perché è un 2 contro 1, palla per Butera, Favaloro bravissimo a mettersi in pose e a parare. Di Gaetano, palla lungolinea, scambio con Matteo Imperato, palla dall'altra parte, Butera ancora, Favaloro, che parata, e palla in angolo. Vallecchia però a passare in mezzo a due ci riesce, gran giocata, Vallecchia la tiene in campo, calcio di rigore, il tocco con un braccio di Vincenzo Imperato, c'è il fischio, la battuta di Tuvè che colpisce il palo, poi Giovanni Tuzzolino per il gol del pareggio. Le proteste furibonde dei giocatori del Bonifato. E il gol viene annullato perché la palla non è stata toccata da nessuno prima di Tuvè dopo il tocco del palo. Vallecchia sbaglia il passaggio, allora Butera prova a correre, il tocco per Vincenzo Imperato davanti a Favaloro, qui la giocata non gli riesce. Giuliano 3 contro 2, Giuliano, Tuzzolino, passaggio intercettato, ancora Giuliano, nuovamente Tuzzolino che finta di calciare, va dentro e non può arrivare il tap-in da parte di Lobianco. Virzi cerca la puntata, conclusione improvvisa, deviata, calcio d'angolo. Altro angolo, il terzo consecutivo per l'Athletic Club Palermo. De Lisi, conclusione vincente questa volta, Alberto De Lisi, il gol dell'1-1. Mancino improvviso, beffato Orlando questa volta, arriva il pari dell'Athletic. Di Gaetano sistema la palla perché si era mossa. Vincenzo Imperato, controllo, dribbling, Favaloro, altro paratone di Favaloro. E calcio d'angolo per il Bonifato con Matteo Imperato. Di Gaetano attraversa tutto lo specchio della porta, Butera era tutto solo sul secondo, non andava in profondità. Tuvè, Fiorentino, Giuliano, fermato senza fallo, e allora scatta Vincenzo Imperato che riesce a dribblarli tutti, Favaloro respinge e poi blocca sull'arrivo di Butera, grandissimo intervento ancora. Arriva Tuvè che rischia qualcosa, poi Fiorentino, serie di finte, prova ad evitare Di Gaetano, Fiorentino con la sola il tiro, Butera, protestano ancora i giocatori dell'Athletic, Giuliano non interviene, Matteo Imperato, palla fuori sul suo tiro. Secondo arbitro, primo arbitro attende il momento per fischiare, fischia la rincorsa di Tuzzolino con il destro, vantaggio Athletic Club Palermo, la firma di Giovanni Tuzzolino a 20 secondi alla fine del primo tempo. Body check regolare di Matteo Imperato, allora si gioca Vincenzo Imperato per Matteo Imperato, controllo imperfetto, la palla rimane lì, Vincenzo Imperato, spalle alla porta, si gira! Palla fuori di nulla, ma grande giocata qui di Imperato. Cercherà il fraseggio laddove possibile, qui Vincenzo Imperato, questa volta il secondo giallo se lo prende in inferiorità numerica il Bonifato. Poi torna indietro perché avanza l'Athletic. Tuzzolino, Lobianco, se la sistema e calcio, Orlando, poi Vallecchia con la respinta ancora di Orlando, ragazzo che ha già qualche anno nel futsal alle spalle. Tuzzolino se la sistema, poi tocca De Lisi, traversa e la palla non è entrata
poi De Lisi col fallo. Il giocatore subentrato costretto ad allungare forzatamente le rotazioni. Qui Filippi, qui Vallecchia resiste ad una carica, ancora Vallecchia, la palla dentro! Peppe Lo Bianco, è il gol del 3-1, l'esultanza davanti a Coach Miosi, gol di un peso specifico inquantificabile, è il gol del 3-1. Ancora da giocare De Lisi con recupero palla, vediamo adesso come gestirà questo vantaggio l'Atletico. Slalom di De Lisi, palo per Butera, serie di finte, però a passare in mezzo a due non c'è contatto, allora spinge De Lisi, dribbling di De Lisi, 3 contro 1, De Lisi fronte alla porta, Billiteri sopra la traversa. Qui Butera con la rimessa battuta su Favaloro, Tuzzolino prova ad uscire in contropiede, Tuzzolino corre, il tocco per Tuve, pallone fuori, spreca ancora l'Athletic. Bravo qui Lo Bianco con l'anticipo, allora attenzione al 3 contro 1 per l'Athletic, Tuzzolino guarda Orlando, serve Lo Bianco, questa volta non fallisce la squadra ospite, doppietta per Lo Bianco, il numero 4 che firma il gol numero 4, quantomeno ci prova, c'è ancora tanto tempo, il tempo effettivo dà queste chance e qui Favaloro è bravissimo su Butera. Palla dentro, attenzione qui ancora al Bonifato che ci prova, Butera però deve indietreggiare, Di Gaetano, tocca Orlando, sotto misura Orlando, gol del -2 del Bonifato e qui ci pensa il portiere a riaprire la partita, 2-4 qui al Pala Grimaudo. Imperato va a puntare, Imperato converge, salta un avversario, non il secondo. E qui attenzione, doppio giallo per simulazione, espulso Matteo Imperato. Il 23 dicembre si apre il girone di ritorno e si apre con 2 assenze importanti. De Lisi qui in mezzo, sbaglia tutto Giuliano, riprende il gioco con Lamia, lo scambio, alla fine recupera palla Tuzzolino che decide di calciare. La parata Butera, rosso per Butera e rosso anche per Butera che urla qualcosa a Imperato che è fuori, fa ripartire il gioco l'Athletic, ma per far arrivare soltanto la sirena finale vince l'Athletic Club Palermo che chiude il girone d'andata espugnando il campo del Bonifato al Campo Futsal, finisce 4-2